Nella memoria della mia infanzia ci sono sapori e profumi che il tempo non può cancellare. Ricordo piatti che non costavano quasi nulla, nati dalla saggezza e dalla necessità della nostra terra. Erano espressioni della cosiddetta cucina povera, un'arte che sapeva creare meraviglie con gli ingredienti più umili, quelli che l'orto offriva generosamente sotto il sole cocente della Sicilia. Eppure, nella loro semplicità, questi piatti possedevano una magia unica. Bastavano a trasformare una giornata qualunque, magari una faticosa giornata di lavoro nei campi, in una piccola, inaspettata festa. Erano un rito, un momento di condivisione che spezzava la routine e riempiva la casa di calore e allegria. Per noi siciliani, l'emblema di questa magia estiva era, e per me lo è ancora, la pasta cu fasolino mezza canna. Un nome che evoca subito la sua origine contadina, un piatto che racchiude l'essenza della nostra isola, il sole, la terra, la pazienza. Non era solo cibo, era un richiamo. Bastava sentirne il profumo inconfondibile diffondersi dalla cucina, per le scale, fino a raggiungere la strada, per capire che di lì a poco tutta la famiglia si sarebbe ritrovata attorno allo stesso tavolo. Padri, figli, nipoti, tutti uniti da quel sapore. Oggi, in un mondo che corre veloce, dominato da sapori globalizzati e pasti consumati in fretta, molti giovani non lo conoscono nemmeno. Il suo nome suona quasi esotico, lontano dalle loro abitudini. È un piccolo tesoro di famiglia che rischia di perdersi, una storia che rischia di non essere più raccontata. Eppure, per intere generazioni, è stato uno dei piatti più amati dell'estate, simbolo di un'abbondanza che non si misurava in ricchezza, ma in affetto e tempo condiviso. Un sapore che significava casa, estate, famiglia. Ed è per questo che oggi voglio raccontarvelo, per non dimenticare. Nelle campagne della Sicilia orientale lo chiamavamo fasolino mezza canna. In altri paesi era conosciuto come fagiolino a metro. Un ortaggio lungo, sottile, tenerissimo, che cresceva arrampicandosi sulle canne nell'orto di casa. Ricordo ancora mia madre e mia nonna uscire di buon mattino con il grembiule. Raccoglievano solo quelli più belli, li osservavano uno ad uno, poi li portavano in cucina. Il segreto era semplicissimo, non si spezzavano mai, si toglievano soltanto le due estremità. Era quasi una regola non scritta, un gesto che si ripeteva da sempre. Mentre le mani esperte di qualcuno pulivano i fagiolini, un altro rito prendeva vita in cucina. Sul fuoco, lentamente, iniziava a cuocere la salsa. Era il cuore pulsante del pranzo della domenica, un rito che si ripeteva immutabile. Non quella comprata, mai. Non quella della bottiglia, senza anima e frettolosa. La nostra era una storia diversa, una storia di pazienza e di attesa. Tutto partiva da lì, solo pomodori freschi appena raccolti dall'orto, ancora caldi di sole. Ciascuno era una promessa di sapore, una piccola gemma rossa che racchiudeva l'essenza dell'estate. Poi, gli altri attori di questa magia: olio extravergine d'oliva, quello buono, denso e profumato; aglio, appena schiacciato per liberare il suo spirito pungente; origano, seccato al sole; e per finire un pizzico di peperoncino, per dare carattere. Pochi, semplici ingredienti che insieme creavano un'alchimia. E il profumo, quel profumo inconfondibile, si espandeva lento e avvolgente, invadeva tutta la casa e ti diceva che eri a casa. Era impossibile non avere fame. Quando il pomodoro aveva raggiunto la giusta consistenza, arrivava il momento più importante. I fagiolini venivano immersi direttamente nella salsa. Cuocevano lentamente. Assorbivano tutto il sapore del pomodoro e dell'olio buono. Nel frattempo,
Gli spaghetti bollivano in un'altra pentola, ma non venivano scolati completamente. Venivano tirati fuori ancora leggermente indietro di cottura. Poi finivano direttamente dentro il tegame con la salsa e i fagiolini. Lì terminavano la loro cottura. Si legavano lentamente al sugo. Ogni forchettata diventava un'esplosione di profumi. Prima di portare il piatto in tavola, bastava un ultimo filo d'olio extravergine. Nient'altro. Nessun ingrediente costoso. Nessuna ricetta complicata. Solo la semplicità della cucina siciliana. Una semplicità che oggi rischiamo di perdere. A metà video desidero chiederti una piccola cortesia. Se ami questi racconti sulla Sicilia autentica, iscriviti al canale e lascia un like. Per te è completamente gratuito. Per me significa poter continuare a raccontare tradizioni, sapori e ricordi che meritano di essere conservati. Molti definiscono questa una ricetta povera. Io non sono d'accordo, perché chi ha avuto la fortuna di mangiarla sa che era un piatto ricchissimo, ricco di profumi, ricco di famiglia, ricco di attese, ricco di amore. Era il sapore dell'orto, il sapore dell'estate, il sapore della Sicilia vera. Oggi nei supermercati troviamo di tutto, un'abbondanza quasi travolgente, scaffali che traboccano di prodotti da ogni angolo del mondo, disponibili in ogni stagione. Frutta esotica in pieno inverno, verdure impeccabili, lucide, perfette alla vista. Sembra un trionfo, una comodità a cui ci siamo abituati senza quasi più farci caso. Eppure, in mezzo a tanta scelta, manca qualcosa di essenziale. Manca l'attesa. Ma quel profumo, quel pomodoro appena colto, ancora caldo di sole, quell'olio fatto in casa, denso e piccante, e quei fagiolini raccolti all'alba sono sempre più difficili da ritrovare. Sono ricordi, più che sapori, sensazioni che l'agricoltura intensiva e la grande distribuzione hanno quasi cancellato. Si tratta di un lusso che non si può comprare, un tesoro fatto di pazienza, di terra e di mani sapienti. E forse è proprio per questo che questi piatti, nati da gesti antichi e da un'attesa rispettosa, oggi valgono più dell'oro, perché custodiscono una memoria che non appartiene solo a chi è nato in Sicilia, appartiene a tutti coloro che hanno vissuto un'infanzia fatta di cose semplici. Adesso tocca a te. Come chiamavate questo fagiolino nel tuo paese? Fasulino, mezzacanna, fagiolino a metro? Oppure aveva un nome completamente diverso? Scrivilo nei commenti. Ogni risposta sarà un piccolo frammento della memoria della nostra terra. E nel prossimo episodio continueremo insieme questo viaggio nei sapori dimenticati della Sicilia.